Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale di Primus Inter Pares con i sindaci del nostro territorio, e questa sera è venuto a trovarci ospite il sindaco di Vicenza, Achille Variati. Buonasera. Buonasera direttore. Come sta? Beh, un po' affaticato perché i sindaci, sai, sono sempre sotto pressione. Lavoro tanto. Io sono uno che lavora dalle 12 alle 13 ore al giorno. E dorme poco, dorme la notte? No, per fortuna dormo. Dorme, sono quelle poche ore, senza prendere la camomilla, senza prendere la camomilla. Come si corica, via e prende sonno. Sì, perché penso che durante il giorno non ho risolto tutti i problemi, ci mancherebbe magari, ma quello che potevo fare l'ho fatto. E allora, come dire, vado a letto tra virgolette tranquillo, con la coscienza dormo e il giorno dopo si ricomincia. E al mattino che ora si alza? Presto. L'ora più o meno? 6:30. 6:30. Vabbè, comincia l'ora del lavoro, sempre il giro di quadro. Vabbè, allora iniziamo in questa puntata a parlare del sindaco di Vicenza. Andiamo a vedere la scheda di Achille Variati. Achille Variati è l'attuale sindaco di Vicenza, figlio del signor Ferruccio, artigiano decoratore edile, e della signora Erminia. È nato a Vicenza, nel quartiere di San Bortolo, il 19 gennaio 1953. Si è diplomato all'Istituto Fogazzaro, nel capoluogo berico, e dopo l'ottenimento della parifica liceale si è iscritto all'Università di Padova, dove ha conseguito la laurea in matematica. Inizia a lavorare nella Banca Cattolica del Veneto come tecnico informatico e poi come analista di procedure, diventando presto capo progetto dell'area crediti finanziari nel Banco Ambrosiano Veneto. Il suo impegno in ambito pubblico inizia negli anni 70, prima nel volontariato, poi nella democrazia cristiana. Eletto consigliere comunale nel 1980, 10 anni dopo, a 37 anni, diventa sindaco di Vicenza. Nel 95 approda in consiglio regionale a Venezia, dove rimane per 3 mandati consecutivi, ricoprendo anche le cariche di vicepresidente del Consiglio e di capogruppo del Partito Democratico. Alle elezioni comunali dell'aprile 2008 al ballottaggio diventa nuovamente sindaco di Vicenza e alle successive elezioni del maggio 2013 viene confermato con il 53,47% dei consensi al primo turno. Dal 2013 al 2015 fa parte del Consiglio di Presidenza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'ANCI, con delega al welfare e alle politiche sociali. Il 12 ottobre 2014 viene eletto presidente della provincia di Vicenza con il 63,7% dei voti e il 15 maggio 2015 è chiamato a ricoprire il ruolo di presidente dell'Unione delle Province d'Italia. Nell'aprile del 2016, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, viene nominato nel Consiglio d'amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti in rappresentanza dell'Unione delle Province d'Italia. Un successo. Mamma mia. È vero o no? Un successo, una carica da tantissimi anni, è nato praticamente politico, si può dire. No, non era una battuta ovviamente. No, sembra, guardandomi dico, mamma mia, ma è vero, la scheda è vera. La scheda è vera. Quello che nella scheda non c'è è che io questi incarichi, tranne gli ultimi anni da sindaco, li ho svolti lavorando. Sai, lavorando, andando a lavorare al mattino. E lavorando poi il pomeriggio, la sera, il mattino presto, cioè è stata una vita perché avevo bisogno del mio lavoro, della mia professione per sentirmi libero. Quando nasce l'interessamento nei confronti della politica, nei riguardi della politica? Quando nasce? Quasi per caso, come spesso avviene nella vita. Incontrai dei ragazzi del mio quartiere, San Bortolo, loro erano iscritti alla Democrazia Cristiana e mi dissero, ma dai vieni, sai dobbiamo organizzare il mercatino, che non esisteva, il mercatino rionale a San Bortolo, il mio quartiere. E io da quel mercatino ho cominciato ad occuparmi dei problemi anche degli altri. Insomma è stata ed è tuttora una bella avventura. Vabbè, invece adesso iniziamo, Sindaco, a parlare di cose importanti. Uno dei temi, questa sera cercheremo di parlare a 360 gradi delle problematiche, delle belle cose e delle non belle di Vicenza. Uno dei problemi di Vicenza è il problema della Banca Popolare di Vicenza, dove è successo quello che è successo, dove tutti ne parlano in maniera importante, dove all'interno della presidenza ci sono dei vicentini. Allora andiamo a vedere la scheda e poi la commenteremo in studio. Vediamo. Centinaia
centinaia di migliaia di euro di risparmi di una vita andati in fumo, azioni crollate da 62 euro ciascuna a 10 centesimi. È quanto è accaduto nella Banca Popolare di Vicenza, indagata per responsabilità amministrativa per fatti penali dei suoi dirigenti. Il 21 giugno scorso le fiamme gialle hanno fatto irruzione nella sede dell'istituto e passato al setaccio tutta la documentazione relativa all'anomalo flusso di finanziamenti concessi tra il 2012 e il 2014. Gli onerosi prestiti in questione, nel complesso pari a 975 milioni di euro, costituiscono il filone più importante dell'inchiesta giudiziaria in corso. Sarebbero stati concessi senza le garanzie adeguate e senza informare la Banca d'Italia, in cambio dell'impegno dei debitori a comprare le azioni dell'istituto con una parte del finanziamento ricevuto. Così facendo, Banca Popolare di Vicenza sarebbe riuscita a gonfiare il valore dei suoi titoli proprio nel momento in cui l'istituto era sul punto di colare a picco. Un piano ben preciso e definito schema Zonin dal nome del presidente, e mentre alcuni azionisti fortunati sono riusciti a salvare i loro risparmi e a vendere al momento giusto prima del crollo dei titoli della banca, tanti altri non ce l'hanno fatta. A fine febbraio 2015 la compravendita delle azioni dell'istituto è stata bloccata, condannando per sempre quegli investitori che non hanno potuto disfarsi dei loro titoli azionari, titoli che improvvisamente sono collassati. Oggi lo schema Zonin è al centro delle indagini perché grazie ad esso sarebbero stati truffati circa 120.000 azionisti. Allora, lei il sindaco ovviamente non è responsabile, però la banca porta il nome della città dove è il primo cittadino. Ecco. Sì. Il comune e l'amministrazione ha subito delle conseguenze in virtù di quello che è successo in questa banca? L'amministrazione comunale, intendendo come comune, ma anche le altre amministrazioni, le aziende municipali, no, nessun contraccolpo, per il semplice motivo che sostanzialmente non avevamo azioni della Banca Popolare. Però le posso dire con grande dolore che questa è la disgrazia più grande, l'evento disgraziato più grande che il territorio vicentino e veneto, se ci mettiamo pure Veneto Banca, sì, ha avuto dal dopoguerra. Una situazione gravissima non solo per il risparmio tradito, e per tanti sono 180.000 sostanzialmente gli investitori, i soci che avevano azioni e che si sono ritrovati un titolo praticamente senza valore. E spesso sono piccoli soci, quelli che hanno messo lì i loro risparmi pensando di averli messi al sicuro, pensando addirittura di aver comprato più che delle azioni, quelle che sul mercato borsistico vanno su, vanno giù, lì veniva detto loro: ma qui sono sicure, non sono in borsa. Guarda il valore del titolo negli ultimi 10 anni, e la curva era una curva sempre crescente. In aumento, certo. E uno diceva, e quindi sono fuori dalle turbolenze del mercato borsistico. Il titolo va su, la banca è una banca ben patrimonializzata, sana, in espansione, uno si sentiva sicuro. Io conosco un mio caro amico, si chiama Emilio. Nella sua vita, lui è un omone, non so se stasera ci sta guardando, che è buono, un gigante buono, che nella vita ha fatto l'autista della scuola bus, accompagnando per generazioni i bambini da casa certo, a scuola e all'asilo. E a un certo punto lui è andato in pensione, e dove la sua liquidazione, quindi il lavoro di una vita, gli hanno detto: beh, Emilio, il direttore dell'agenzia locale, ovviamente azione della Banca Popolare, è il modo più sicuro, più tranquillo. Ora Emilio non ha più niente, dopo aver lavorato una vita. Cito Emilio per citarne tanti altri. E oltre a questo problema gravissimo, perché qualcuno addirittura avendo perso la sua, tra virgolette,
ricchezza conquistata con una vita di lavoro e di risparmio, e ci sono pure le imprese che avevano nel loro capitale azioni della banca che adesso non valgono più. Quindi quelle imprese dovrebbero essere, per mantenere l'equilibrio, ricapitalizzate, ma qualche imprenditore non ce la fa, non ha la ricchezza propria per ricapitalizzare l'impresa, e allora lo stesso sistema bancario che l'aveva aiutato e magari gli aveva pure dato quelle stesse azioni, adesso può essere la banca che gli ritira i fidi, ma se ritira i fidi quell'azienda rischia il collasso. Assolutamente. Ma Sindaco, di questa gente che ha subito praticamente quello che è diventato un dramma, soprattutto come diceva lei per il Gigante Buono, e tanti come il Gigante Buono ce ne sono a Vicenza, sono venuti da lei a chiedere cosa facciamo, caro Sindaco, la Popolare di Vicenza, ci dai una mano, com'è la situazione delle imprese che sono in difficoltà, tutto quello che lei ha detto. Ecco, alla fine questi cittadini vicentini, perché sono stati coinvolti tanti, non solo di Vicenza, però visto che parliamo di Vicenza, sono venuti da lei in amministrazione a dire: signor Sindaco, mi dia una mano, cosa faccio? Guardi, più che essere venuti in amministrazione, siccome io sono un sindaco che è in mezzo alla gente, che cammina per la strada, per i marciapiedi della città, e parlo con i cittadini, è proprio in città che mi fermano continuamente. Certo. I cittadini. E cosa mi chiedono? Uno, mi chiedono giustizia. Dice: lei è sindaco, ci aiuti a che sia fatta giustizia. Cioè, se qui c'è stata una inadempienza degli amministratori, della Banca d'Italia che doveva controllare, della Consob che avrebbe dovuto comunque avere un ruolo nell'ambito di un'eventuale quotazione negli ultimi anni, del governo che rapidamente ha cambiato le regole del gioco, perché la banca popolare appunto era una banca cooperativa, cioè nel sistema non dell'azionariato. Certo. Borsistico, per cui il titolo veniva fissato durante un'assemblea annuale. E a proposito, responsabilità di chi quotava, che dava la consulenza per la quotazione del titolo. Bene, sindaco, sia fatta giustizia. Ora non tocca a un sindaco fare giustizia, però io ho avuto modo più volte di parlare con il procuratore di Vicenza, che è un magistrato molto saggio, molto prudente, ma anche molto deciso, e gli ho raccomandato di non fermarsi, di andare avanti con le indagini fino in fondo, proprio per una ragione di giustizia, da un lato. Dall'altro lato mi chiedono: ma io ho proprio perso tutto e adesso c'è qualcuno che mi può almeno ridare qualcosa? Perché sa, se uno è una persona ricca e ha patrimonio di milioni di euro e ha perso 2 milioni, supponiamo, beh, certo, ha perso 2 milioni, perdere 2 milioni sono tanti soldi, ma se lui ne ha altrettanti e più, per lui non è proprio un dramma. Ma se uno aveva 50.000 euro e li aveva lì perché gli servivano per sposare il figlio, per sistemare il figlio, per comprargli un pezzetto di casa, insomma, e adesso non li ha più, quello è un problema, perché non ne ha altri 50.000. Irrimediabile? Ecco, allora io penso che parlerò molto, molto presto con Mion, che è il nuovo, diciamo, presidente del nuovo corso della banca, dopo che è intervenuto questo fondo che si chiama Atlante. Certo. E che ha sostanzialmente acquisito la banca, che altrimenti andava diritta verso il fallimento. Gli chiederò 2 cose. Uno, i casi sociali, cioè veramente i casi sociali, in collaborazione con la regione, con i comuni, i casi sociali. Bisogna che in accordo con il governo, con un fondo, noi non possiamo girarci dall'altra parte. Bisogna farla prima che il Gigante Buono per bisogna farlo prima che il Gigante Buono muoia. E secondo,
attenzione perché non ci sarà futuro nel sistema bancario veneto senza l'economia. Quindi attenzione a chiedere rientri spropositati e insostenibili alle aziende, perché ogni azienda che chiude sono altri drammi. Certo. Altri drammi. Nel chiudere l'argomento Banca Popolare, perché abbiamo davvero tanti, questo è un argomento sicuramente importante, lei prima all'inizio di questa chiacchierata diceva è un dramma di Vicenza, il dramma, come ne è uscita Vicenza città, se c'entra Vicenza città da quello che è successo alla Banca Popolare di Vicenza, come immagine intendo? L'immagine è stata influente per la città, o cioè dividiamo banca con città, oppure c'è anche un colpo all'immagine della città. In questi anni, forse ne parleremo, ho cercato di investire molto sulla cultura, sulla bellezza di questa città del Rinascimento italiano, così poco conosciuta, e invece questa volta abbiamo ricevuto un colpo d'immagine negativo che avrà delle conseguenze. Tipo Vicenza, vabbè, la città del fallimento, ma come la città del fallimento della banca? Vicenza è una delle capitali del miracolo del nord-est. Qui da noi il lavorare è stato il verbo che dal dopoguerra in poi ha contraddistinto questo popolo. Ma quale fallimento? Noi che ci siamo sempre abituati a rimboccarci le maniche nella bella e nella cattiva sorte, e abbiamo trasformato Vicenza da un popolo di gente che se ne andava con la valigia chiusa con lo spago a un popolo anche mediamente ricco. Ma quale fallimento? Oggi l'immagine della città è andata giù, anche per questo. Vabbè, speriamo che, come ha detto il sindaco Achille Variati, succeda qualcosa e questa banca, il nuovo presidente, riesca a dare una mano alle aziende o quantomeno agli investitori che hanno perso tutto, soprattutto quelli, come diceva lei, che ne hanno bisogno. Vabbè, allora iniziamo e cambiamo argomento. Siamo andati in città ieri a chiedere un po' alla gente come si sta a Vicenza, cosa funziona, cosa non funziona. Sentiamo, abbiamo due tranche della gente, lo sentiamo la prima. Vediamo insieme. La problematica per quanto riguarda il turismo è quella di avere una città pulita, governata, in modo che questi turisti trovino l'agiatezza e la bellezza di questo nostro territorio. Manutenzione delle strade, perché è sempre più problematico con le biciclette, con i motorini, e poi sostanzialmente un po' di decoro per quanto riguarda chi ha gli animali, perché ci sono sempre escrementi in giro dappertutto. Questi sono i punti che mi danno più fastidio. Bisognerebbe che fosse un po' più pulita la città, le strade, ci sono un sacco di cani, i vicentini sono bravi, però non tutti, e quindi le strade appena fuori dalle piazze sono davvero certe volte incalpestabili. Secondo me un po' più di decoro nell'accesso, diciamo, al centro storico. Io veramente abito in via Belluzzi ed è una via praticamente che è costeggiata dal fiume. Abbiamo il fiume con un sacco di ratti e cose. Io abito al primo piano, quindi sono anche molto preoccupata per questo, e penso che insomma state facendo dei lavori sulle strade, che per carità io non voglio dire non ho niente a contrario, perché state facendo le cose fatte bene, voglio dire, sulle strade, però per il fiume penso che si potrebbe fare qualcosa come a Padova, creare, non lo so, qualcosa anche per i giovani, tipo con le barchette serali, ecco. Per i trasporti pubblici, Vicenza è servita malissimo dai trasporti pubblici. Se uno si deve spostare per motivi di lavoro deve per forza usare la macchina, e soprattutto adesso d'estate, quando finiscono le scuole, sei veramente a piedi in tutti i sensi. E la manutenzione delle strade, che per noi è molto carente, è pieno di buche ovunque. Io che mi sposto in bicicletta è un percorso ad ostacoli, è molto pericoloso anche. Le strade non è che strafà, me l'aveva anche promesso personalmente che mi sistemava le strade. Perché lei è caduta, sì. Certo,
certe strade, perché se uso la bicicletta, sono un po' disastrate. Per i vecchiotti i marciapiedi un po' più agibili, senza quelle buche che ci sono. Quella è una cosa essenziale, poi il resto è la sicurezza. L'assenza di finanziamenti e la riduzione dei finanziamenti fatti dal governo anche quest'anno determinano che abbiamo le strade da asfaltare, le reti fognarie antichissime da sistemare, impianti di illuminazione per la sicurezza che non vengono attuati. Direi che alla fine i nostri bravissimi sindaci del Veneto, tutti, sono bravissimi comunque a arrangiarsi. Parlano bene, però mi sembra da queste interviste tutte il problema, ma il problema, signor Sindaco, tutti i sindaci che ho avuto ospiti, il problema delle strade, anche a Roma, iniziamo che da lì, il problema delle strade, delle buche, dei marciapiedi, è un problema che è davvero comune ma a guardi, tutte le città. La spiegazione è abbastanza semplice purtroppo, ed è questa. Negli ultimi 6 anni la città ha avuto, il Comune di Vicenza ha avuto un taglio di 17 milioni sul bilancio parte ordinaria, cioè spesa corrente, quella che serve per i servizi, quella che serve per le manutenzioni ordinarie, perché qui molti cittadini dicono, sai, le buche, la crepa, il marciapiede che non è a posto. Sa quanti soldi posso spendere io a Vicenza, città, per i lavori? Diciamo mutui per 6 milioni e mezzo all'anno, 6 milioni e mezzo all'anno. Però 6 milioni e mezzo per che cosa? Per 70 scuole, 80 impianti sportivi, sono pochi. 500 chilometri di strade, 350 chilometri di marciapiedi, e 6 milioni. E quindi si fa quello che si può, dando la priorità evidentemente alle strade più importanti. Noi asfaltiamo ogni anno strade, mettiamo a posto ogni anno pezzi di marciapiedi. È chiaro che non puoi arrivare magari alla buca della signora Maria, anche se sul piano, diciamo, delle manutenzioni ordinarie con l'azienda, laddove c'è un intervento straordinario, viene fatto in tempi rapidissimi. Poi la città poco pulita, momento. Io credo che il servizio, ma non lo dico io. Mi scusi se interrompo, signor, mi sembra poco pulita, soprattutto per i cani, mi sembra. Sì, ma più poco pulita intendo dire io, sulla Vicenza è una città riciclona, tra le prime città italiane nel riciclo dei rifiuti. I miei concittadini mediamente si comportano benissimo nella differenziata. Poi ci arrivano anche cittadini da altri paesi abituati, allora un po' di problemi nella logica delle differenze ci sono. Poi ci sono anche i maleducati. E ad esempio noi abbiamo messo i cassonetti con una bocca più piccola, perché dentro, la logica del cassonetto di qualche anno fa era: apro il cassonetto e butto dentro di tutto, dalla sedia alla plastica, mi sbarazzo. No, perché la plastica va con la plastica, il vetro va con il vetro, l'organico va con l'organico, la differenziata. Dentro al secco non mi puoi buttare una sedia, perché vedi, se tu hai un mobile vecchio, lo dico anche ai cittadini che mi ascoltano, se tu hai un mobile vecchio, hai una lavatrice o una televisione che non... basta una telefonata al numero, che poi è un numero verde di AIM, che trovi nell'elenco, e ti vengono a prendere a gratis, a casa, il divano, la poltrona e la televisione, te la portano via a gratis, nell'ora che desideri tu. No! C'è della gente maleducata che fa la fatica di prendere il televisore, caricarselo in macchina e buttarlo vicino a un cassonetto, come se il cassonetto fosse una discarica. Cosa vuole? Lavoriamo molto con i bambini, perché è un problema anche di educazione. Ha il cane? Il cane è, come dire, una compagnia, a volte soprattutto per gli anziani, eccetera, per le persone sole, è anche una compagnia migliore magari di certa umanità.
ok. Ma la polizia fa Dio. parte di una partecipata, chi pulisce Vicenza, sì, giusto? È un'azienda. Ed è soddisfatto di questa azienda? Sostanzialmente io sono soddisfatto, anche se si può sempre fare di più. Ad esempio adesso, da quando abbiamo messo la bocca piccola, c'è gente che mi butta le robe davanti e quindi i sacchi davanti. Adesso stiamo mettendo anche le telecamere, perché è giusto che chi si comporta male venga anche punito e sanzionato, perché altrimenti chi si comporta male fa il furbo rispetto a chi invece fa le cose in regola. Però insomma, mediamente il servizio è giudicato non da me, ma dagli indicatori nazionali, pubblicati anche ad esempio sul Sole 24 Ore, come una delle città il cui livello, a proposito, tra tassazione locale e qualità dei servizi è tra le più alti d'Italia. Prima un cittadino ha detto anche abbiamo difficoltà per quanto riguarda il trasporto. Allora le faccio una domanda unica: com'è la situazione del trasporto per Vicenza? Com'è soprattutto la situazione, anche se sono in preventivo delle strade, per le piste ciclabili? No, dunque, allora, cominciamo dalle piste ciclabili. Sulle piste ciclabili in questi anni della mia amministrazione abbiamo fatto investimenti importantissimi. Le chiamiamo le ciclovie, perché noi a Vicenza avevamo pezzetti, e li abbiamo ancora, pezzetti di pista ciclabile. Poi a un certo punto la pista finisce, ti devi arrangiare in mezzo alla strada, poi magari dopo 1 chilometro ricomincia una pista, mentre tu devi segnare dei percorsi che vadano dai quartieri al centro e viceversa. Abbiamo fatto decine e decine di chilometri di piste ciclabili, addirittura arrivando dalla periferia. Mi viene in mente in questo momento da Ospedaletto, Anconetta, Viale Trieste, arrivi sostanzialmente in centro città, quindi un intero raggio dalla più lontana periferia di una frazione fino al centro urbano. E io penso che la bici in una città da 116.000 abitanti resta e deve essere incrementato come un mezzo sano. Sì, però in Italia abbiamo delle città che non è come Copenaghen, dove ci sono dei vialoni. Non abbiamo quella cultura, ma sta crescendo, sta crescendo. Fortunatamente la cultura del trasporto in bici sta crescendo e quindi dobbiamo alimentarla. Lavorarci. Il trasporto pubblico. Il trasporto pubblico in una cittadina da 116.000 abitanti è molto problematico, perché rischia di diventare il trasporto per gli studenti nelle ore di scuola, nelle ore di accesso alla scuola, per i pensionati che devono andare in centro al mercato e per chi non ha l'auto. Se uno ha l'automobile, devo andare in centro? Qualche parcheggio c'è. Noi abbiamo ad esempio il centrobus. Cos'è il centrobus? È un piccolo bus che mi porta da un parcheggio periferico, diciamo, in centro città rapidamente. Viene poco utilizzato, perché si preferisce andare in cerca di quel posto auto. Ma è pubblicizzato bene, signor? È abbastanza pubblicizzato, ma è una cultura che ancora stenta. A volte anche abbiamo dei mezzi che non sono adeguati ancora. Però c'è una grande novità, e la grande novità è legata all'attraversamento dell'alta capacità ferroviaria a Vicenza. Ma dico perché è una novità? Perché una delle opere che io ho chiesto come opere connesse è una linea di filobus che da 2 grandi parcheggi della periferia, a est e a ovest, attraversando le grandi strade da Verona, Viale Verona San Felice, da Padova, Corso Padova, Viale della Pace, Corso Padova, possa rapidamente e in corsia propria portare i cittadini dalla periferia al centro, comodamente, con dei mezzi belli e soprattutto con grande efficienza. Come state a mezzi? E soprattutto con trasporto elettrico. Io spero che questa piccola importante rivoluzione darà, come dire, uno scatto, un po' come penso lo sia stato il tram a Padova, voglio dire, molto discusso, ma
ma poi utile. Ecco, questa linea io non voglio spaccare tutte le strade come ha fatto Padova, che poi le devi rivedere completamente. Adesso ci stanno dei filobus che non sono più quelli che i cittadini un po' con i capelli più bianchi possono ricordare come i tram con le tiracche, no? di antica memoria, con le bretelle. No, adesso abbiamo dei filobus che sono straordinariamente belli. Tu entri, l'aria condizionata, la musica, ti siedi, hai un pannello che ti dice dove sei, ti mostra, sono già in funzione? In città, in Europa tutto questo parlo è a Vicenza io. No, magari fosse già in funzione. Allora, fra quanto saranno in funzione questi belli con la musica? In funzione proprio con la costruzione della nuova linea ferroviaria dell'alta capacità, diciamo 5 anni. 5 anni, sono tanti. Sono tanti, ma sono anche pochi se si tratta di una rivoluzione. È vero. Però qualche autobus magari con la musica e con l'aria condizionata. No, l'aria condizionata ci sono già. Però voglio dire, sarà una rivoluzione anche nella. Dice, ma come? Solo uno stupido potrà dire io in centro ci vado con la macchina. La situazione perché avrà un sistema di grande efficienza. Ovviamente basta proibire magari e abituare la gente naturalmente con una determinata cultura. Sono in attivo o in passivo il trasporto cittadino? È in attivo il trasporto cittadino è in passivo, però un passivo di qualche molto minimo. Complessivamente adesso abbiamo unito l'azienda del trasporto urbano col trasporto extraurbano su gomma, e questa azienda sarà un'azienda inattivo, o quantomeno non in parità, pagano tutti i biglietti, insomma, salgono, perché qui per esempio in varie città, nei vari sindaci che abbiamo avuto ospiti, salgono, non pagano il biglietto, allora hanno messo i controllori, insomma, e quindi invece lì a Vicenza diciamo che da questo punto di vista... i controlli li dobbiamo fare perché ogni tanto il furbo lo becchi, però viene stangato. Certo, e per via dei ratti, rispondiamo anche alla signora dei ratti vicino al fiume... Noi abbiamo delle campagne, forse la signora non lo sa, di deratizzazione annuali su un centinaio sostanzialmente di chilometri. Può darsi che dove c'è la signora ce ne siano vicino al fiume, non è che li possiamo con la bacchetta magica, però non vedo una situazione, adesso a parte che me lo sono pure segnato, questa via di cui ha parlato la signora prima, però insomma c'è una situazione. Il sindaco deve guardare che questo magari un ratto che c'è, deve guardare e soddisfare le esigenze dei cittadini, perché questo deve fare. Sente, prima nel ragionamento ha detto parliamo di sicurezza anche della città di Vicenza, che c'è un servizio di telecamere. Ecco, com'è la situazione per quanto riguarda le telecamere installate, se investirete anche su questo sistema, com'è la situazione vigili urbani o polizia locale, come meglio la vuole chiamare a Vicenza, se avete bisogno dell'esercito, cioè com'è la situazione a Vicenza per quanto riguarda la sicurezza? La situazione riguardo la sicurezza di Vicenza è una situazione, diciamo, forse un po' migliore rispetto alla media nazionale, ma furti in appartamento continuano, qualche borseggio, degrado urbano, senza tetto, senza fissa dimora, che dormono per le strade, anche del centro. Purtroppo questi segni di città che si sono aperte alla mondialità, nel bene e nel male, ci sono anche nella mia città. Che cosa stiamo facendo? Innanzitutto abbiamo dotato ci sono, mi scusi, signor un centinaio, 110. Sono sufficienti secondo Assolutamente lei? No, bisognerebbe aumentare la dotazione, e una serie di leggi e di regole e di vincoli ci hanno impedito di farlo. Quest'anno faremo alcune assunzioni di nuovi giovani agenti di polizia locale. Peraltro con delle regole che non funzionano, vuole che gliene dica una di regole che non funzionano, magari i cittadini non lo sanno. Il poliziotto locale, quello che una volta era il vigile urbano, no? Che adesso tra i suoi compiti ha anche quello del controllo della sicurezza, della lotta al degrado urbano, no? Se ferma un cittadino, lo può fermare? Sì. Gli può chiedere i documenti? Sì. Ma
se ha un sospetto di aver davanti una persona non per bene, può attraverso il sistema o attraverso la centrale operativa informarsi ed entrare nella banca dati dove ci stanno segnalati i delinquenti che girano liberi nel nostro paese? No. Questo lo può fare solo il carabiniere, lo può fare solo l'uomo della Polizia di Stato. Sbagliato, perché rischiamo di continuare a lasciare libera una persona che magari poteva essere arrestata in quel punto. Regole che non funzionano. Però le dicevo cosa abbiamo fatto, siamo rimasti con le mani in mano, ma neanche per sogno, abbiamo una squadra antidegrado su tutti i turni della polizia locale, abbiamo fatto un servizio investigativo, perché ad esempio in Borghese, perché ad esempio quelli che, non so, gli accattoni molesti che si mettono in ginocchio, eccetera, usano magari animali, se non a volte addirittura bambini, per far leva sulla pietà, no? che le persone che per bene hanno verso chi ha delle disgrazie. Pensa che siano dei poveri quelli lì, ma neanche per sogno, quelle sono persone sfruttate. Allora certo che possiamo colpire quel disgraziato che è in ginocchio con il bicchierino e che ti tira la giacchetta, ma noi dobbiamo colpire chi ci sta dietro a lui, quello che poi dopo 2 ore passa e obbliga il disgraziato a svuotarsi le tasche e a dare al capo i quattrini. E ne avete presi? E ne abbiamo presi e abbiamo segnalati alla Polizia di Stato grazie ai servizi in Borghese di intelligence che abbiamo creato. E poi abbiamo le telecamere. Molto spesso sono stati individuati dei delinquenti grazie alle telecamere comunali. Le telecamere sono collegate non solo alla centrale operativa della polizia locale, ma anche a quella della questura. Ovviamente gli agenti che sono seduti danno un'occhiata, ma quel che è importante è che se poi succede qualcosa si può risalire. Stiamo comprando nuove telecamere per coprire altre zone dei parchi, altre zone del centro, altre zone che sono state colpite dalla delinquenza. Questa è una logica di aiutare il più possibile un mondo che sta però peggiorando e che, ripeto, avrebbe bisogno di regole molto più rigide. Senta, in questo ragionamento della sicurezza includiamo anche la situazione profughi che ovviamente coinvolge tutta l'Italia e tutte le città del territorio del Veneto. Com'è la situazione a Vicenza? Beh, noi in questo momento a Vicenza abbiamo circa 600 profughi su una città di 116.000 abitanti. Però questi, attenzione, profughi delle ultime ondate, voglio dire, i richiedenti asilo, che non sono pochi. Però io, d'accordo con le cooperative, devo dire con la prefettura, li abbiamo divisi in piccoli gruppi, mai più di 5 in appartamento, controllati e vegliati dalla rispettiva cooperativa. Abbiamo solo un'area che fa da hub, un albergo che si è aperto a questo business, perché poi lei sa che lo Stato e l'Europa dà circa 30 euro, 35 al giorno per chi... Sì, lo sappiamo. Sappiamo bene. Piccoli gruppi, e questo ha consentito di avere tensioni minori, ripeto, tranne questo albergo che ne accoglie oltre un centinaio e che non mi va. Poi io ho adottato anche un'altra tecnica. Veda, io penso, lo dicevo in consiglio comunale ieri sera, che questi profughi che arrivano qua dicendo di essere scappati da paesi in cui non venivano garantiti i diritti fondamentali dell'uomo, a volte è così, poche volte, nella stragrande maggioranza dei casi non è così. Ma che età hanno? Quasi sempre sono maschi e hanno un'età, un intorno di 20 anni se non meno. Ma secondo lei, tenerli qua per un anno e mezzo
in attesa che la commissione prefettizia analizzi quel caso e dica sì, questo merita di restare in Europa perché è vero, è scappato da un paese che lo stava martoriando dal punto di vista, ma oppure dice no, dopo un anno e mezzo e li hai mantenuti vitto e alloggio gratis, dando loro l'idea che in questo sia il paese del Bengodi dove si mangia e si beve a sbaffo, e quindi? È delinquenziale comportarsi così. E quindi io dico, uno, bisogna assolutamente ridurre i tempi del sì o del no. Aspetti, due, il prefetto d'accordo sulle sue iniziative? Sì, lui è d'accordo, tant'è vero che abbiamo fatto una commissione ad hoc a Vicenza che sta analizzando 100-150 casi al mese in modo da poterli chiudere. Però poi io ho detto a questi ragazzi, voi dovete lavorare. Gli ho dato una pettorina, c'è scritto Comune di Vicenza, li abbiamo istruiti, li abbiamo messi in una rete ben precisa, gli abbiamo dato controllata, gli abbiamo dato una scopa, una pattumiera, dei sacchetti e stanno sulla strada a raccogliere le cicche, a tirare su la cartacce, sempre quel gruppetto di 2-3 vegliati dalle cooperative e dall'azienda municipale e dalla polizia locale. Ma non dovrebbe esserci sempre motivo nella stessa strada. Che il cittadino di Vicenza si lamenti sulla polizia se c'è anche questa opportunità? Ci sono anche queste e i cittadini li vedono perché in questo momento sulle strade di Vicenza ce ne sono 120 circa. Sa? Cioè, dovrebbe essere uno specchio. La città è grande, quindi non è che li possiamo, però dove le strade dove ci sono questi sono francamente risultano pulite anche nel dettaglio della cicca che è stata buttata per terra e loro, senza prendere un euro, come dire, si guadagnano tra virgolette la giornata. Questo è quello che io ho fatto a Vicenza. Che quello secondo me. Lei ha chiacchierato, ci ha detto già tante cose in questa prima parte di trasmissione. Andiamo a prendere un goccetto d'acqua, va bene signor Sindaco? Ci riposiamo poco per i telespettatori, venite con noi, a tra poco.